Ciao tifosi del Napoli! La nostra squadra sta sempre cercando di migliorarsi per ottenere risultati sempre migliori. Oggi abbiamo una notizia esclusiva riguardo al futuro di Victor Osimhen. Prima di entrare nei dettagli, vi chiedo di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità. Ora andiamo dritti al punto. Secondo il giornalista turco Ekrem Konur, corrispondente di ESPN e Court Offside, il club saudita Al Hilal è pronto a offrire 120 milioni di euro per l'attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen. Tuttavia, non è ancora chiaro se Osimhen accetterà questa offerta. L'offerta dall'Arabia Saudita è concreta e rappresenta una cifra significativa che potrebbe tentare il Napoli a considerare la vendita. Ma Osimhen ha sempre espresso la sua ambizione di giocare in Premier League, e trasferirsi in una lega meno competitiva potrebbe non essere nei suoi piani. Il futuro di Osimhen è quindi ancora incerto. Da un lato, l'offerta economica dell'Al Hilal è allettante, dall'altro, la voglia di Osimhen di confrontarsi con i migliori campionati europei potrebbe prevalere. Questa situazione crea un interessante dilemma per il Napoli, che deve bilanciare le esigenze finanziarie con quelle sportive. Tifosi del Napoli, cosa ne pensate di questa situazione? Credete che Victor Osimhen debba accettare l'offerta dall'Arabia Saudita o continuare a inseguire il suo sogno di giocare in Premier League? E quanto è importante per voi mantenere Osimhen nella squadra? Lasciate le vostre opinioni nei commenti, perché sono molto importanti per la nostra comunità di tifosi. Non dimenticate di mettere un like al video, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per restare sempre aggiornati sulle novità del nostro amato club. Restate sintonizzati, perché nelle prossime settimane avremo ancora più notizie sul futuro del Napoli. Forza Napoli sempre!